Io nel frattempo, prima di dare la parola al Massimiliano Gioncada, che appunto ci parlerà in modo particolare anche specifico della situazione ISEE, compreso della situazione ISEE in Sardegna. Io ricordo che Massimiliano Gioncada, che è un consulente giuridico, tra l'altro autore di diversi libri, quindi abbiamo diversi tomi, uno per esempio sul diritto dei servizi sociali, un altro sulla rete dei servizi per le persone con disabilità e anziane, edite dalla Maggioli. Io saluto l'assessore alle politiche sociali del Comune di Capoterra, che è qui presente, Walter Cocco, il presidente della Commissione politiche sociali del Comune di Cagliari, Fabrizio Rodin, e Cecilia Carmassi, che è la responsabile nazionale del Partito Democratico per quanto riguarda il forum delle politiche sociali. Ci manda un messaggio, non poteva venire, e ci manda un messaggio chiedendo che l'iniziativa sia riproposta, anzi chiedendo un aiuto anche perché sia riproposta sul livello nazionale per l'attualità delle cose di cui stiamo parlando. Quindi io adesso poi tra l'altro Francesca Barracciu, l'onorevole Barracciu, che è con me in Commissione Sanità e Politiche Sociali, e Giampaolo Diana e altri consiglieri che dovevano essere presenti. Ci sono alcune difficoltà legate completamente alla legge finanziaria, di cui siamo in piena attività, e quindi non si sono potuti avvicinare. L'onorevole Diana, ecco, sta facendo capolino, il capogruppo del PD, è qui presente insieme a noi, e ripeto, altri colleghi non sono potuti venire per questioni legate alla finanziaria. Poi se Giampaolo ha ancora qualche minuto, no, va bene, come preferisci, comunque è qui con noi. Io allora do la parola al dottor Gioncada e faccio una brevissima premessa. Non so se vuoi parlare da qui o ecco, prego. No, se vuoi cominciare a accomodarti. Abbiamo appunto detto come la Regione potrà ricorrere, anche il professor De Muro potrà ricorrere se vorrà, rispetto a materia di legiferazione non costituzionale per quanto riguarda le politiche sociali, e devo dire che noi in Sardegna, per quanto riguarda l'ISEE, io cito velocemente per non togliere tempo la questione relativa al reddito ISEE. Sul reddito ISEE io ho presentato, la troverete qui nella cartellina, che è riuscita a prenderla, purtroppo, ripeto, pensavamo 100 cartelline fossero anche troppe, invece non sono bastate purtroppo, però c'è una nostra interrogazione che riguarda proprio il reddito ISEE, ovvero sia il fatto che la Regione continua ad applicare il reddito ISEE familiare, mentre, come abbiamo detto all'inizio, diverse sentenze della Corte del Consiglio di Stato hanno detto che va applicato l'ISEE familiare e personale. Ecco, una cosa anche che riguarda poi qui con l'assessore Urru avremo modo di approfondire, riguarda per esempio i parametri dati, lei la conoscerà di sicuro, la deliberazione decisa dalla giunta precedente che riguarda appunto l'applicazione del reddito ISEE considerando i redditi esenti, che era stata decisa dalla presente giunta comunale prima di andare via e che sta creando diversi danni, e sicuramente l'assessore insieme alla sua commissione, alla commissione del Consiglio Comunale, avranno modo di rivedere, perché veramente sta diventando una situazione insostenibile, perché addirittura qualcuno ha teorizzato che da questo punto di vista noi potevamo avere una situazione nel quale anche i redditi di pensione, quelli esenti, i redditi legati agli assegni di accompagnamento, dovessero entrare nel reddito. Questa è una cosa che veramente non ha nessun senso. Quindi do la parola appunto al dottor Gioncada, parleremo di ISEE. Abbiamo appena detto appunto con Gianmario De Muro, col professor De Muro, come l'avvertenza entrate potrebbe condizionare in maniera positiva i diritti per le nuove responsabilità che la Regione sarda può prendere, quindi questa battaglia che l'attuale giunta regionale ha fallito completamente e continua ad avere in maniera fallimentare, un atteggiamento, io dico comunque, di assenza, di incredibile, dopo una stagione così importante come era stata quella di ottenere, ripeto, per legge costituzionale, non per piacere personale, questi risultati. Do la parola al dottor Gioncada per illustrarci le questioni relative all'ISEE con riferimenti molto importanti sulla Sardegna, perché appunto ha la possibilità di lavorare per alcuni plus sardi e quindi conosce la realtà sarda molto bene. A lui la parola. Grazie.
Conosco abbastanza bene la realtà sarda, pur non essendo sardo né di origine né di residenza. Divido la mia attività tra la Lombardia e la Sardegna, mi occupo essenzialmente di questi temi. In Sardegna, come anche in Lombardia, nella redazione di regolamenti per alcuni plus, piani di zona, legati che vogliono regolamentare appunto i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione in sede di richieste compartecipative del costo. La domanda che ci potremmo porre alla luce della legislazione regionale sarda, alla luce degli atti amministrativi della Regione Sardegna è questa, la domanda fondamentale. La legge in Sardegna è rispettata? Secondo quelle che sono le indicazioni chiare della giurisprudenza amministrativa di primo grado, i TAR, di secondo grado del giudice dell'appello, cioè il Consiglio di Stato, ed è anche del TAR Cagliari, sembrerebbe proprio di no. Noi lombardi siamo molto esperti in questo settore, non perché siamo più bravi, più preparati, assolutamente no, semplicemente perché per chi ha avuto modo di studiare le questioni, in particolare processuali, del caso, ha avuto modo anche di rilevare che 90 sentenze, fra sentenze e ordinanze su 100, sono dei TAR lombardi, quindi le nostre realtà locali hanno più volte avuto modo di incontrare questi temi e questi problemi in un giudizio, ma anche in Sardegna è stato così, anche in Sardegna il TAR Cagliari si è pronunciato. Ora, io non voglio sembrare quello che si piega in maniera supina alla interpretazione giurisprudenziale. L'interpretazione della legge è un'interpretazione, il professore mi può correggere ovviamente, è un'interpretazione autentica quando è data dal medesimo legislatore, vi è l'interpretazione della dottrina dei professori, vi è l'interpretazione che viene data dai giudici attraverso i loro pronunciamenti, i loro dicta, le sentenze, le ordinanze, quello che è. Bene, il TAR Cagliari, dicevo, ha avuto modo di pronunciarsi e quando si è pronunciato ha sistematicamente tacciato di illegittimità le DGR regionali che pro tempore, nel tempo, avevano disciplinato le modalità di erogazione dei piani personalizzati ex legge 162, usando in almeno 2 occasioni una frase estremamente significativa. Sussiste anche per la regione autonoma Sardegna l'obbligo di adeguarsi ai principi di cui al decreto legislativo 109/98, così come modificato nel 2000, così come evidenziante a certe condizioni la capacità economica del singolo e non della famiglia. Ebbene, completamente indifferente alle sentenze emanate non solo sul territorio sardo, ma anche sul territorio nazionale tutto, completamente indifferente alle pronunce del Consiglio di Stato, 3 essenzialmente, la 551 del gennaio 2011, la 1607 del marzo e la 5185 del settembre 2011, oltre che a tutte le ordinanze nel frattempo rilasciate. Indifferente a tutto questo, la Regione Autonoma Sardegna prosegue come se nulla fosse. È possibile questo? Evidentemente sì, perché è quello che avviene. È legittimo questo? Qualche dubbio c'è.